Sapete cosa vuol dire fare San Martino? Spesso sentiamo dire o sentiamo parlare di San Martino, però lo leghiamo sempre all'11 novembre, al fatto di poter mangiare le castagne, di aprire il vino novello. Infatti è una tradizione consolidata ormai incontrarsi e per l'11 novembre appunto aprire il vino novello, mangiare le castagne, mangiare dolci preparati con la farina di castagne. Però nella realtà contadina fare San Martino in realtà era un periodo ben preciso, cioè era innanzitutto la fine dell'annata agraria, cioè si completavano i lavori agricoli, e poi letteralmente significava portare e spostare le mucche e gli ultimi prodotti del raccolto nella nuova azienda agricola, completando quindi quel trasloco che per i fittavoli iniziava il 29 di settembre, quando appunto in occasione di San Michele spostavano i mobili di casa e le cose destinate alle abitudini quotidiane. Per cui chi conosceva la differenza tra fare San Michele e fare San Martino, se avete qualche indicazione in più, vi invito a scriverla qui sotto. Per il momento io abbandono queste ciaccole, ma mi dedico al mio sforzo.